Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Buonasera, e si gioca questa sera la 10ª giornata per quanto riguarda il massimo campionato di Serie 1 al Pala Hockey di Forte dei Marmi. La GDS Impianti Hockey Forte dei Marmi affronta il Telea Medical Sandrigo in quella che è una gara sulla carta sembrerebbe agevole per i ragazzi rosso-blu, ma sappiamo benissimo che niente è agevole e ci sono dei nomi veramente molto importanti che poi andremo a vedere. Giulio, ma partendo da Català, finendo a Brendolin. Infatti Català è stato uno dei grandi acquisti di questo Sandrigo, che dopo il play out che lo hanno portato alla salvezza lo scorso anno, una stagione deludente, ha cambiato molto. Uno delle punte di diamante è proprio questo Adria Català, poi in porta, che viene dal Bassano, e poi appunto Brendolin che ritorna praticamente una formazione dove aveva già giocato, ma ci sono altri elementi importanti come Michelez, anche lui viene da un'altra formazione veneta. C'è poi l'emergente Leonardo Di Qui Giovanni, scuola Trissino, che ha fatto un ottimo campionato mondiale under 19, insomma è tutto che fuorché una squadra da sottovalutare. Il tedesco Thiel, che ha fatto molto bene nel Correggio lo scorso anno, quindi è una squadra, certamente il tasso tecnico non è paragonabile a quello del Forte dei Marmi, anche del Forte dei Marmi senza Gile Ambrosio, però è comunque una squadra da non sottovalutare, anche se ha un rendimento abbastanza altalenante, come dimostra proprio il risultato dell'ultima partita. Bene, intanto vediamo le formazioni, iniziando proprio da quella degli ospiti, il Telea Medical Sandrigo. Vediamo in sovraimpressione, il portiere, come abbiamo appena nominato, è Adria Català con il numero 54, in sua potenziale sostituzione è Tommaso Bernardelli. Poi con il numero 3 Andrea Brendolin, il bomber con 10 reti della formazione, con il numero 6 Marco Poletto, il capitano, con il numero 7 Antonio Michelez, con il numero 8 Andrea Contro, con il numero 11 Nicola Rigon, con il 21 Max Thiel, con il 34 Pietro Lazzarotto, con il 77 con il già nominato giovane Leonardo Da Qui Giovanni. Dunque l'allenatore il signor Franco Manzo. Per quanto riguarda invece la GDS Impianti, i portieri Riccardo Gnata col 22, Mattia Taiti col 35, poi abbiamo Mark Wall col 3, Andrea Borgo col 6, Luca Lombardi col 7, Domenico Illuzzi col 10, Elia Petrocchi con l'11, Elia Cinquini col 26, Francesco Rossi 57, Rick Torner con il 99, allenatore signor Roger Molina. Gli arbitri della serata, Ulderico Barbarisi e Donato Mauro, se non vado errato di Salerno tutti e due. Terzo arbitro al banco dei cronometristi è Luca Lossi. È tutto pronto in pista per la partenza, vediamo quelli che sono i quintetti di inizio. Ricordo ancora l'assenza, temo ancora piuttosto lunga, di Ambrosio, e l'assenza anche di Pedro Gil, tutti e due infortunati. Oramai mancano da 4 giornate se non vado errato, ma il Forte dei Marmi in queste 4 giornate è riuscito a portarsi a casa molti punti. Vediamo il Forte dei Marmi che schiera Gnata, Gual, Torner, e poi abbiamo Lombardi e Chicco Rossi. Dall'altra parte ovviamente Català, con il numero 21 è Thiel, con il 31 non ce l'abbiamo in formazione, ma poi andremo a identificarlo. Il 34, scusate, è Lazzarotto. Poi con il numero 7 Michelez, giocatore importante, 4 reti al suo attivo, e con il numero 21 abbiamo detto Thiel. Me ne manca uno, lo troveremo strada facendo. Nel centro dell'area intanto è Da Qui Giovanni. Dunque Brendolin al momento parte dalla panchina con il Sandrigo che cerca di giocare. Il Forte dei Marmi recupera sfera, si sono andati i primi 45 secondi, una 25 ai tifosi arrivati da quel di Sandrigo e si fanno sentire. Tornare in possesso di sfera, gara importante, gara anche se vogliamo strana, difficile, perché insomma un ottimo portiere, un giocatore che sotto porta come Brendolin trova spesso la rete, e dunque partita da non sottovalutare assolutamente, nonostante la differenza in classifica fra le due squadre, dove ricordo il Sandrigo al momento occupa la 12ª posizione con 6 punti, pari a 3 pareggi e una gara vinta,
Intanto la sfera tocca al soffitto, dunque si riprende dal centropista con l'ingaggio. Vediamo di entrare in cronaca diretta Gual e Dagui Giovanni che si giocano la sfera. Tutto pronto, la pallina schizza lontana, si lotta all'angolo, poi tocca terra però Chicco Rossi e dunque torna il Sandrigo in possesso di sfera. Lazzarotto in possesso di pallina, la cambia con Miguelez, ancora per Lazzarotto, gira sfera al Sandrigo, i biancazzurri cerca di andarsene, ci riesce bene Lazzarotto, poi interviene su di lui Rossi, da questi a Gual. Gual cerca il filtrante per Torner, la sfera è comunque al centro per Lombardi, il più arretrato dei suoi, che cambia con Marco Gual in orizzontale verso Torner. Torner cerca la percussione, serve Gual, entra in area, il filtrante poi riesce comunque in una qualche maniera a colpire sfera, ma Catalacce, occasione per il rossoblu e torna in avanti il Sandrigo. È la squadra allenata da Franco Vanzo a manovrare sfera. Intanto Rossi ruba una pallina, se ne va Rossi, il tiro di Rossi è alto, di un soffio sopra la traversa, la pallina recuperata da Tornera ancora per Rossi che cerca la giravolta ma non riesce a superare la guardia del difensore e siamo dall'altra parte con il Sandrigo che va a manovrare. Si difendono i rossoblu ma è ancora Miguelez che riesce a servire per Thiel. Lazzarotto adesso, sfera all'indietro per Thiel, dall'altra parte per Miguelez, giocatore portoghese, Giulio, se non vado errato. Miguelez, no, forse non mi ricordo perché lo scorso anno nel Montebello era uno spagnolo e uno portoghese, l'ho confuso no, allora per tutta la stagione. Sicuramente portoghese Miguelez. Ancora la sfera per il Forte dei Marmi, dunque la GDS Impianti che manovra con Torner per Lombardi, Lombardi per Gual, per Rossi, si gira Rossi, cerca l'appoggio sul palo lontano. E ancora comunque la formazione di mister Molina a manovrare. Lombardi, missile Lombardi è però smorzato, poi non c'ha troppi problemi il portiere Riccardo Gnata a spararla lontana, ma la riconquista il Sandrigo che può tornare in avanti. Dunque Vicentini la manovra, da qui Giovanni per Thiel, limite dell'antigioco, la sfera è ancora per il giovane attaccante, la gira per Lazzarotto, Thiel, Lazzarotto, Thiel ancora, il tentativo di blocco, la percussione di Thiel, ma poi gira nuovamente sfera indietro per Miguelez. Miguelez finta il tiro e poi scadono, c'è il fallo in attacco, è il primo fallo fischiato a carico del Sandrigo quando sono passati 4 primi e 14 secondi, il risultato di 0-0, un fallo per il Sandrigo, a quota 0 il rosso-blu. Si riprende a giocare con la punizione battuta, Torner in possesso di pallina, la fa correre lunga per Chicco Rossi che gli ritorna a sfera. La percussione di Torner dietro porta, si ferma, aspetta il piazzamento, poi cerca un filtrante che non riesce, attenzione che si distende il Sandrigo. Miguelez in possesso di pallina, costretto a girarla nuovamente a ritroso per Lazzarotto. Ancora Lazzarotto in possesso di sfera, fascia destra per lui, pallina indietro da qui Giovanni, cerca la percussione centrale, su di lui va a impedirgli il tiro Chicco Rossi, ma è ancora Riccardo Gnata a essere impensierito dall'avversario, poi la sfera schizza lontana, arriva per primo Lombardi, soffia sfera molto bene, Lombardi cerca il filtrante al centro, in una qualche maniera la fermano i difensori bianco-celesti. Adesso Torner, ma c'è l'anticipo su Chicco Rossi che comunque mantiene il possesso di sfera, la serve a Gual. Gual ancora al centro per Torner, tentativo di Torner che non riesce, finisce a terra da qui Giovanni, ma l'arbitro dice che si può proseguire, non c'è stato contatto. La sgroppata del giovane attaccante che arriva al limite dell'area prima di servire a ritroso un compagno. Lazzarotto, Thiel ancora per Miguelez, Lazzarotto in profondità da qui Giovanni per Thiel, su di lui va Chicco Rossi,
lo costringe a girare per linee esterne. Lazzarotto, la possibilità del tiro, lo effettua dritto per dritto, adesso è Lombardi, si ferma, non va a forzare un tiro importante, c'è il primo time out chiesto dai rossoblu. La pallina è però riconquistata dai biancocelesti che possono rimpostare l'azione d'attacco. Gual a controllare l'avversario, adesso tocca a Torner, ma è Thiel che fa tutto da solo, poi è all'angolo fra due avversari, vediamo che ne esce Gual vittorioso, porta avanti sfera, la serve a Lombardi, Lombardi supera l'avversario, non il secondo, poi arriva comunque Gual, la pallina è sparata in una qualche maniera nei pressi di Riccardo Gnata, con calma Torner va a recuperarla, 18:30 alla fine, 0-0 il risultato. Ci si muove adesso per linee esterne, Chicco Rossi incrocia con Gual, mantiene il possesso di sfera, serve all'indietro per Lombardi, da questi a Torner, Torner per Gual, ancora Torner in orizzontale per Lombardi, supera un avversario, poi l'appoggio è importante per Chicco Rossi che la manda sulla stecca di Gual, Gual ancora la serve al centro ma non c'è nessuno, dunque la riconquista il biancocelesti del Sandrigo. Si lotta adesso all'angolo e c'è il fallo a carico del Forte dei Marmi, il time out prima da mai chiesto da Roger Molina, chiama a sé suoi, qualcosa da rivedere perché tutto sommato, Giulio, non siamo stati così pericolosi. No, in effetti no, ma diciamo che è stato un inizio di partita veloce da ambedue le parti ma senza grandi conclusioni, evidentemente merito anche delle difese che hanno fatto un bel filtro davanti ai portieri. Che non sia una partita facile si sa, perché partite facili in questo campionato lo stiamo vedendo, se uno scorre i risultati, le goleade di qualche anno fa ce ne sono state pochissime e più magari per episodi che non per reale netta superiorità di una squadra sull'altra, anche se poi chiaramente ci sono le squadre di prima e di seconda fascia, e il Sandrigo lo stiamo vedendo, sta giocando alla pari con il Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che sì, diciamo che è mancato un pochino in fase offensiva, ma è anche una questione di abituarsi, diciamo, allo schieramento difensivo degli avversari che in difesa non vanno tanto per il sottile, cioè difendono in maniera molto arcigna e quindi non è facile anche riuscire a liberarsi per il tiro. Adesso entrano Illuzzi e Cinquini e escono, sono già usciti Rossi e Gual, si avviava anche Lombardi ma i cambi c'erano già stati. Intanto si riprende a giocare, dunque Torner, Cinquini, Illuzzi e Lombardi. Risponde il Sandrigo con la formazione con cui aveva chiuso il time out. Tira la sfera all'indietro per Lazzarotto che gli serve in fascia destra, su di lui va Lombardi. Dietro porta, aspetta il piazzamento dei compagni, poi tenta un improbabile alza e schiaccia, passa abbondantemente sopra la traversa, la riconquista Torner per i suoi, ancora Torner finta il tiro, serve Cinquini che poi non ci pensa, ci prova Illuzzi alla spizzata ma non riesce e dunque Michelez che può andare alla conclusione, la spizzata dell'avversario è però la pallina in una qualche maniera anticipata e dunque ancora il Sandrigo che può giocare. Thiel per Michelez in orizzontale per il numero 21 Thiel, ancora Michelez, finta il tiro, si allarga, poi serve Lazzarotto, da questi a Thiel. Il tedesco cerca il dribbling, poi l'appoggio ritroso per Lazzarotto, la conclusione, attenzione perché ci deve mettere del suo il portiere Riccardo Gnata e c'è adesso il fallo per la sfera alta, dentro Petrocchi, fuori Lombardi, primo turno di riposo per lui, 16:35, un fallo per parte, 0-0 risultato quando mancano 16:35 alla fine del primo tempo. Si riprende a giocare con il Sandrigo in possesso di pallina e 45 secondi d'attacco a disposizione. Tutto pronto, la sfera sparata all'indietro, la prende Thiel, la manovra per i suoi,
da qui Giovanni per Lazzarotto, fascia destra, la mette al centro, non c'è nessuno, dunque Torner all'angolo fra due avversari, porta via sfera Cinquini, Cinquini che avanza, supera il centro della pista, poi sull'orizzontale Petrocchi, intanto fuori Torner e dentro Borgo. Ha praticamente cambiato l'intera formazione, Giulio. A parte chiaramente il portiere, sì. Dunque... ma è importante questo, infatti ne parlavo proprio con Molina, e il fatto che questi tre giovani si siano inseriti molto bene gli consente di alternare tutti e di mantenere alto il ritmo. La sfera è comunque ancora per il Sandrigo, che mantiene la stessa formazione da inizio partita. Attenzione, la pallina per Daghi Giovanni, all'indietro Lazzarotto. Lazzarotto fa partire un missile che passa alto sopra l'altezza regolamentare. Il signor Barbarisi decreta la punizione in favore del Forte dei Marmi. 15:37 alla fine, 0-0 risultato, con Cinquini che l'appoggia per il Luzzi, a domestica sfera il Luzzi, serve orizzontale per Petrocchi, Petrocchi per il Luzzi ancora, si allarga il Luzzi, l'appoggio è per Borgo, è in posizione defilata, gira sfera all'indietro per il Luzzi supera il primo avversario, poi un rimbalzo maligno, Lazzarotto rinviene su di lui ma mantiene il possesso di sfera. Sono ormai una manciata e secondi che ci separano dal fischio e c'è adesso il fallo in attacco da parte di Petrocchi, e dunque il secondo fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi. Si riprende a giocare con il Sandrigo in possesso di pallina, pericolosissima l'incursione di Michelez, ben servito, bisogna sicuramente rispondere, ci prova adesso Cinquini, arriva fino dietro la gabbia avversaria, poi c'è la stecca di Adrià Català che è fuori dall'area di pertinenza, dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi. Dunque intanto il primo cambio con il numero 6, entra in pista Poletto, il capitano della formazione, prende il posto di Lorenzo Daghi Giovanni, dunque il Luzzi sulla sfera per Petrocchi, Petrocchi che la manovra all'indietro per Borgo, Borgo supera un avversario, poi cerca di incunearsi, due su di lui, mantiene il possesso nell'angolo, poi deve andarsela a lottare con Lazzarotto, cerca di andarsene Lazzarotto, lo disturba molto bene Borgo, gli impedisce lo scarico e c'è infatti il fischio dei 10 secondi. Bravo Andrea, è riuscito a tenere laggiù la sfera e a riconquistarla immediatamente per i suoi. 14:23 alla fine, battuta, ancora Andrea Borgo in possesso di pallina, prova il tiro Borgo, lo mura però Adrià Català, attenzione Poletto in possesso di sfera per Thiel, per questi a Lazzarotto per Brendolin, scusate, entrata al posto di Michelez, Thiel in possesso di sfera, cerca un compagno, lo trova in orizzontale per Lazzarotto, siamo all'inizio dell'antigioco, l'incrocio con il numero 6 Poletto, da questi a Thiel, Lazzarotto ancora, Brendolin appostata al limite dell'area, aspetta la sfera giusta, cerca un improbabile e schiaccia, non ha difficoltà Riccardo Ognata, adesso è Cinquini che scorazza in fascia sinistra, si accentra ma la conclusione molto buona, Borgo in anticipo netto sull'avversario, riporta nuovamente la sfera in avanti, ma veramente grande incursione da parte di Borgo poc'anzi. Adesso il fallo di Luzzi costa il terzo fallo di squadra a carico del rossoblu. Il Luzzi e Català vincenti in quel di Lodi di Coppa Italia e Scudetto, si conoscono molto bene. Il Sandrigo a manovrare, la sfera in profondità per il numero 3 Brendolin, attaccato da Borgo, subentra Borgo, gli porta via sfera, vola in fascia destra Borgo,
Borgo ancora, si accentra il tiro, passa al lato, sulla ribattuta la Stera rimane lì, ma non riesce Petrocchi all'incursione. Buona comunque la sgroppata di Andrea e il Sandrigo torna a manovrare. Lazzarotto in possesso di pallina, 12-24, praticamente metà esatta del primo tempo, 5 secondi. È la seconda volta, Giulio, che li costringiamo al fallo di secondi. Eh sì, ma perché è molto molto buona la tattica del Fortere Marmi, che intanto la scelta time out che li costringe proprio pressando in quel modo a non riuscire poi a provare il passaggio, rischiando poi anche l'errore, no? E volevo sottolineare il fatto che sia con Cinquini che con Borgo probabilmente non è casuale che il Fortere Marmi tenti quelle sgroppate in solitaria, perché sono quelle che poi cercano di far aprire la difesa o comunque di prenderla in controtempo, no? L'azione personale che si è vista prima con Cinquini e poi con Borgo. Poi Borgo, fra l'altro, il suo tiro finito di poco fuori ha consentito anche di andare vicino al gol con la pallina che è rimasta in quella zona lì. Dunque le squadre sono a prendere quelli che sono i consigli dalla panchina, nuovi cambi, girandola infinita nel Forte dei Marmi per avere sempre l'uomo fresco. Tornano in panchina Borgo, autore di un'ottima prestazione in questo primo tempo per quello che è potuto rimanere in pista. Ovviamente adesso li cambierà ogni pochi minuti per avere sempre freschezza. E torna in pista, in panchina anche il Luzzi, che ha avuto un'incursione veramente importante con il tiro parato però da Adriano Català. In pista al loro posto è Lombardi e Chicco Rossi, dunque Lombardi, Cinquini, Torner, Rossi. Dall'altra parte Brendolin, Michelez e poi dovrebbe essere Lazzarotto. Il tiro, la Stera che rimane lì nascosta, poi attenzione che se la porta avanti il Sandrigo, ma riesce comunque il Forte Marmi a tornare in possesso. Poi Michelez con gran mestiere la soffia a Chicco Rossi e rimposta l'azione per il Sandrigo. Michelez per il numero 21 Tiel, Poletto, Brendolin là al limite dell'area, Tiel ancora, Brendolin, attenzione che va alla conclusione, Riccardo Gnata non ha difficoltà a fermare, rimposta l'azione su Chicco Rossi che chiama i suoi allo schema. Luca Lombardi ancora, fascia destra, gira sfera a ritroso per Cinquini, da questi a Torner per Cinquini, Torner ancora, cerca e trova Lombardi per Torner che cerca il filtrante, sfera che si impenna altissima sulla respinta di Poletto, ma l'arbitro dice che si può proseguire. Brendolin in possesso di pallina in orizzontale per Michelez, davanti a lui c'è un avversario, dunque costretto a girare nuovamente sfera a ritroso, poi il tenta al centro, è fortunato e sfortunato perché il Sandrigo prende la traversa ma carambola sulla schiena di Riccardo Gnata. Dunque lo rivediamo, è Michelez che fa l'1-0 per il Sandrigo quando sono passati 14:23. Tiro sulla traversa, rimbalza sulla nuca di Riccardo Gnata e Michelez porta in avanti il Sandrigo. Dunque fortunato per la traversa, sfortunato per il rimbalzo, Giulio. Sì, fra l'altro è stata una bella azione comunque, perché Michelez aveva proprio, si era visto bene che era partito in tandem con Brendolini, il quale probabilmente è uno schema consolidato, quello lì si è portato quasi, diciamo, alla linea dove si batte la rimessa e poi ha passato in area con la conclusione di Michelez che non era molto precisa in effetti, però è stata sufficiente per colpire la traversa e finire dentro. Di fatto, quando mancano 10 minuti alla fine del primo tempo, il Forte dei Marmi si trova sulla pista amica di inseguire. Sapevamo, l'avevamo detto all'inizio, che era una gara da prendere con le molle, perché niente è facile in questo campionato. Adesso dentro Gual per Cinquini, la sfera
è per Gual, il missile di Gual, carambola vicino ma non sufficientemente. Adesso Gual ci prova nell'angolino, niente da fare. Michelez si fa sentire su Lombardi, la sfera schizza lontana, la recupera Torner. 9:37, Torner che avanza, serve Marc Gual, Gual per Torner, Torner per Lombardi, ancora per Torner che cerca il varco, poi la sfera torna all'indietro dall'altra parte per Gual, da questi a Lombardi, Gual per Torner, non è preciso il passaggio, dunque Torner per Gual, ancora per Enric, è preso in controtempo Lombardi, mantiene il possesso di sfera, intanto ci prova, la pallina che rimane lì, il più veloce di tutti è Poletta a riconquistarla per i suoi e a rimpostare l'ennesima azione d'attacco per i bianco-celesti. Michelez in possesso di sfera, Michelez autore della rete al 14:23 che dà il momentaneo vantaggio al Sandrigo. Dietro porta, tenta l'improbabile, anzi schiaccia, poi la sfera è riconquistata da Lombardi, ancora lui per Torner, per Lombardi ancora, la percussione di Luca, l'appoggio è per Gual, Gual per Lombardi, per Gual ancora. È incredibile come si schieri alla fase difensiva il Sandrigo, tutti in area di rigore, sembra quasi una superiorità numerica con il Fortanami che fa girare sfera per linea esterna. Adesso Michelez porta via pallina, attenzione, buon per noi che Gual fa buona guardia, porta avanti pallina, la serve a Lombardi che poi cerca di mettere a sedere Català, ci riesce ma poi non riesce a concludere e Poletto dunque può portarla in avanti per i suoi. Thiel in possesso di sfera, Thiel per Michelez, intanto fuori Thiel, il primo cambio per lui, la sfera è per Poletto, da questi a Michelez, dietro porta, si ferma, aspetta il piazzamento, poi con un pattino vistosamente Brendolin e dunque il tentativo di Chicco Rossi è però murato da un avversario. Tanto nuovo time out chiesto da Roger Molina che vuole parlarci sopra e a mio avviso ne ha vendonde. Ancora Brendolin, libera molto bene Poletto per il raddoppio micidiale ancora di Michelez, porta via sfera, la serve dall'altra parte. Michelez non ha nessuna difficoltà a insaccare il 2-0 quando mancano 7-10 alla fine, dunque si fa difficile. 2-0 quando mancano mai 7 minuti alla fine del primo tempo. Anche questo è un gol studiato molto bene e trasformato in maniera pressoché perfetta. Sì, però è troppo liberi, sono stati lasciati troppo liberi. Sembra di rivedere un po' qualche gol dello scorso anno, di quei momenti in cui il Fortenomami non sta attento come in altre circostanze in difesa. Nelle ultime partite non si erano viste molte incertezze di questo tipo, la prima meno, ma questa qui è stato veramente un errore perché si sono presentati in due da soli. Prima erano due ma erano abbastanza marcati, anche se sono stati bravi. In questo caso erano proprio completamente soli e sono errori questi che si pagano a livello di Serie 1. E adesso nuovi cambi per le file rossoblù, Illuzzi, Torner, Cinquini e Gual. E Marc Gual che avanza, serve in orizzontale Cinquini ma la sfera è stata sporcata dall'avversario, riesce comunque a servire Enric Torner, da questi a Gual, cerca di aprire il varco, Gual ci prova e questo è un rigore sacrosanto perché la stecca era alta e la pallina è stata tolta praticamente di porta con la stecca altissima, ma invece assegna il fallo dall'angolo. Ci prova adesso, attenzione, Gual ancora in possesso di sfera, la gira all'indietro, niente da fare, attenzione il Sandrigo che torna in avanti, Michelez autore della doppietta che dà il doppio vantaggio al Sandrigo, da questi a Poletto, Poletto per Lazzarotto, Lazzarotto per Poletta ancora, cerca e trova Michelez,
su di lui la cura Gual, la sfera ancora a correre ma Torner questa volta la intercetta, Torner per Gual, per Cinquini, il missile di Cinquini murato, a giacca a terra Miguelez, una martellata e sportivamente Gual la mette fuori dalla pista, una martellata sulle gambe di Miguelez che è crollata a terra. Non c'è indubbiamente fallo, Miguelez che viene invitato dal signor Barbarisi a uscire, no, decide di rimanere in pista, la sfera è Poletto invece che esce per fare spazio a Dagui Giovanni, la sfera è ovviamente per il Sandrigo, vediamo adesso quello che sarà la decisione, immagino che sportivamente così è, infatti viene riassegnato al Forte dei Marmi. Ancora il Luzzi in possesso di sfera, da questi a Torner ma c'è l'intervento dell'arbitro, dunque la pallina che gira lontana e fischia i 5 secondi, dunque bisogna rettificare la posizione. La sfera è per il Sandrigo, 5,56, Sandrigo avanti 2-0. Tutto pronto per la battuta in questo momento, sfera lontanissima, Lazzarotto poi non arriva il tempo per farla arrivare nei pressi del compagno, c'è dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi, ma bisogna rettificare la posizione. Il Luzzi sulla sfera, vicino a lui c'è Marc Gual. Tanto si parlano Torner e Cinquini, il varco per Cinquini che tenta il filtrante per la spizzata di Domenico Illuzzi che però è fuori dallo specchio della porta. Domenico supera l'avversario, si ferma dietro la porta, aspetta il piazzamento, cambia posizione, poi non si intende con Gual che gli aveva ritornato sfera immediatamente, dunque riconsegniamo la sfera al Sandrigo, bisogna fare un po' più di attenzione, manca decisamente concentrazione anche perché adesso si va alla conclusione. Attenzione, Lazzarotta ancora per Miguelez, per il numero 3 Brendolin aspetta il piazzamento, serve Lazzarotto nell'angolo che può girare nuovamente sfera sullo stesso Brendolin, disturbato da Illuzzi con il pattino Brendolin, c'è il time out chiesto da Vanzo che a 5-0-4 spezza le velleità rosso-blu per quanto riguarda le formazioni, dunque niente, non è un Forte dei Marmi convincente sotto porta, c'è da dire che in certi momenti sembra quasi, nonostante il 4 giocatori per parte che si asserraglia in area di rigore, il Sandrigo non concede assolutamente spazi, sembra addirittura una superiorità numerica. Sì, il Forte dei Marmi non mi sembra sia ancora ripreso dall'1-2 del Sandrigo, un Sandrigo che comunque anche prima con Brendolin si è trovato proprio lo corridoio libero davanti alla porta, è stato bravo Ognata a parare e sì, va a folate il Forte dei Marmi, però sono folate che non pungono più di tanto e invece quando il Sandrigo riparte è pericoloso perché ovviamente si trova spesso con la superiorità numerica legata al contropiede, no? Vediamo adesso è rientrato Borgo che è uno forse dei giocatori che potrebbe inventare qualcosa. È chiaro che quando si gioca con due giocatori del calibro di Gil e Ambrosio fuori tante volte ci si riesce a sistemare le cose e non è però che è sempre così, perché se no allora che ci starebbero a fare loro quando ci sono, no? Quindi è evidente, però è una partita difficile anche perché poi Vanzo è un ottimo tecnico che sa studiare molto bene l'avversario e sa mettere molto bene in pista le sue squadre e lo stiamo vedendo. Tanto ci prova Torner ma è sopra la traversa al suo tiro, la sfera è per Miguelez che la cambia dall'altra parte, attenzione Lazzarotto per Brendolin in orizzontale per Miguelez, esce dalla zona buia, prima di servire Lazzarotto, ancora Miguelez per Brendolin, fa tutto da solo, Borgo su di lui, si ferma, aspetta il piazzamento all'indietro per Dagui Giovanni, in orizzontale Lazzarotto ancora, la cambia con Miguelez per Brendolin, disturbato da Borgo, non gli consente il tiro, poi la sfera rimane lì, Riccardo Ognata la allontana ma ancora una buona occasione per i biancocelesti sandricesi.
Adesso ci prova con la martellata, niente da fare, ma l'intervento di Català consente al Sandrigo di mantenere il possesso di sfera. Ancora Brendolin, c'è il blocco irregolare da parte da Qui Giovanni, la punizione in favore del Forte dei Marmi. 3:49 alla fine, 2-0 il risultato, dentro Chicco Rosso, fuori il Luzzi. Rossi che andrà a posizionarsi nel mezzo all'area per cercare spizzate e deviazioni. Su di lui si porta Michelez, è Rossi che arriva in possesso di sfera, la difende dall'attacco avversario, serve Torner, l'accelerazione di Torner, in area Torner, viene messo giù e il rigore questa volta c'è il sacrosanto. Dunque quando mancano 3:29 rivediamo, è partito, eccolo qua, non abbiamo visto il replay ma insomma il rigore è nettissimo, rigore affidato a Cinquini. Sarebbe vitale segnarlo per il Forte dei Marmi, perché anche per riaprire ovviamente di più la partita e poi anche per non avere un'altra botta psicologica negativa. Senza ombra di dubbio Cinquini contro Català, tutto pronto per la battuta, ma sappiamo che sono due specialisti. Il tiro è alto, Cinquini però la riprende, poi la sfera rimane lì, ancora Cinquini per la conclusione di Chicco Rossi, ma niente da fare. È una ghiottissima occasione che il Forte Armi non riesce. Adesso vediamo che c'è la punizione, non ho capito sinceramente a chi è, punizione in favore del Forte dei Marmi, ma sicuramente non tirato nel migliore dei modi. Torner al centro, c'è l'anticipo di Lazzarotto su Chicco Rossi. Ovviamente questi sono episodi che fanno bene al morale del Sandrigo. Adesso scivola, tocca la sfera da terra e dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi era Brendolin. Ancora Cinquini in possesso di pallina, Cinquini per Torner, Torner va alla conclusione, questa volta Català deve superarsi, poi la pallina in una qualche maniera raggiunge da Qui Giovanni, cerca di andarsene in fascia sinistra, su di lui si porta Rossi, lo costringe fino al retro della porta, poi attenzione che Michelez all'ennesima sfera al centro dell'area, solo Soletto, questa volta per nostra fortuna la tira fuori. Adesso è Chicco Rossi che non aggancia, speriamo che questo primo tempo, Giulio, finisca il prima possibile, perché mi pare che insomma ce n'è di bisogno di ragionarsi e di ragionarci a lungo. Beh, diciamo sembra un'altra squadra rispetto a quella delle ultime partite, eppure la formazione più o meno è quella, e l'avversario teoricamente sarebbe meno forte e per di più affrontato in casa, quindi, ma del resto è così, l'hockey è così e i campionati incerti come questo sono così. Certo che se non ci stanno attenti, Michelez intanto una pallina di Brendolin che viene recuperata sulla linea o quasi. Dicevo che Michelez gode indubbiamente di eccessiva libertà. Intanto è Torner in possesso di sfera, la dà indietro per Lombardi che finta il tiro, si allarga, Michelez con gran mestiere su di lui, da questi a Torner per Borgo, si ferma Borgo, supera l'avversario, anche il secondo, la conclusione poi però è smorzata, pallina all'indietro ancora per Torner che chiama i suoi allo schema, Torner supera tutti ma non Català, poi la sfera rimane lì, ci prova anche Chicco Rossi, niente da fare. Beh, adesso il gol veramente sarebbe anche meritato. Adesso è Luca Lombardi, ma la pallina riconquistata da Michelez, rimpostata l'azione in questi ultimi 52 secondi e credo che giocheranno e molto bene col cronometro i ragazzi di Vanzo. Veramente nell'ultimo minuto almeno 3 occasioni nitide per il rossoblu. Adesso Borgo la recupera, la cede a Torner, Torner che avanza, supera il primo avversario,
arriva dietro porta per il tentativo di Luca Lombardi, niente da fare, ma ancora il Forte dei Marmi che ha 26 secondi per andare a concludere. Borgo ci prova sul palo lontano e ancora una volta sfortunato perché la conclusione c'era stata. Attenzione che la punizione è battuta a sorpresa, Brendolin alla conclusione, ma è Torner, 10 secondi per lui. Torner poi cerca il filtrante che non riesce, attenzione, 5 secondi da Giovanni per Brendolin, poi sbaglia tutto Brendolin, va alla conclusione ma la posizione defilata. Finisce il primo tempo sul 2-0 per il Sandrigo grazie alla doppietta di Miguelez al 14esimo e al 17esimo. 3 falli per parte, ma è un Forte dei Marmi che negli ultimi 2 minuti avrebbe almeno meritato la rete. Sì, diciamo ecco che il Forte dei Marmi degli ultimi 2 minuti era molto diverso, è stato molto diverso da quello dei primi 23 e non è arrivata la rete, però indubbiamente continuando a giocare a questi livelli per il Tristino ci saranno maggiori difficoltà. Il problema quando si è sotto di 2 gol, anche in uno sport come l'hockey dove comunque i gol di svantaggio non sono pesanti come nel calcio per esempio, però è chiaro che bisogna stare attenti perché un gol sbagliato può voler dire un gol dall'altra parte e arrivare alla terza rete è chiaro che sarebbe ancora più pesante. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnorelli per i commenti. Intanto vediamo che da Trissino arriva notizia del 2-2 contro il Vercelli, Grosseto in vantaggio sulla pista del Lodi per 1-0. Poi abbiamo Monza e Bassano 0-0, Montecchio Sarzana 2-1, Valdagno Follonica 2-1, Monza Viareggio 3-0. Da parte di Fabrizio Ercolini al momento è tutto, un grazie a Giuseppe Nardini per le riprese, all'amico Simone Polacci per la regia, ci sentiamo per il secondo tempo.
torniamo in diretta qua dal Palahockey di Forte dei Marmi. In pista le formazioni, per la verità il Forte dei Marmi al momento con Gnata ovviamente fra i pali, poi abbiamo Torner, Lombardi, Petrocchi e Chicco Rossi, dall'altra parte Lazzarotto, Dagui Giovanni, Michelez e dovrebbe essere il numero 3, no, il numero 21 Tiel, dunque la formazione con cui ha aperto la partita. Ovviamente Adrià Català in porta, tutto pronto, il signor Mauro che dà l'ok, risponde e fischia Barbarisi, ed è un Forte dei Marmi che, Giulio, deve entrare in pista con piglio ben diverso rispetto a quello che è stato il primo tempo. Sì, diciamo deve partire come ha finito il primo tempo, altrimenti è molto difficile da rimontare questa partita, perché il Sandrigo è in grado di ribattere colpo su colpo. Intanto si lotta all'angolo, alla meglio Lombardi che riesce a far giungere sfera a Petrocchi, il missile di Petrocchi intercettato, ma c'è Chicco Rossi che la gira nuovamente a ritroso, la sfera lottata e c'è il fallo da parte di Michelez su Luca Lombardi. La pallina è ancora comunque per Lombardi che deve andare a forzare un tiro, lo fa in questo momento, tentativo di spizzata da parte di Chicco Rossi che però si impenna e dunque sfumano i 45 secondi e torna in avanti il Sandrigo. Dagui Giovanni in possesso di sfera, all'indietro, Tiel in orizzontale, Lazzarotto, ancora Tiel, ovviamente adesso hanno anche il cronometro dalla loro parte, possono gestire diversamente sul 2-0, la sfera è per Michelez, l'incursione, poi la pallina che torna a ritroso, ci prova Lazzarotto, spizzata da parte di Tiel che esce però dallo specchio della porta, ed è Torner che porta avanti i suoi dopo il tocco di Rossi. Torner si ferma, Rossi, Torner ancora, Torner per Petrocchi, l'accelerazione di Elia dietro porta, lo sbilancia in una qualche maniera, si rifugia all'angolo Elia, lotta con due avversari che però non riescono a portargli via sfera, il filtrante al centro per Chicco Rossi, ben marcato da Tiel, la pallina per Dagui Giovanni, attenzione 2 contro 1, poi Dagui Giovanni fa tutto da solo per nostra fortuna, subentra Lombardi che porta via sfera, serve Petrocchi, fascia sinistra per lui, all'indietro per Lombardi che addomestica una sfera, poi la pallina è intercettata, attenzione Tiel ancora, tira all'indietro per Michelez, davanti a sé Chicco Rossi, dunque decide per tornare alla manovra, Michelez, Tiel in profondità per Michelez, ma per nostra fortuna non aggancia, Torner la recupera, serve per Lombardi, finta il tiro Lombardi, poi non riesce a caricarlo nei tempi giusti e dunque desiste dalla conclusione. Ancora Torner per Petrocchi, Petrocchi per Torner, bello lo scambio, arriva fino in fondo Torner in area di rigore, attaccato molto bene da Michelez che gli porta via sfera e rimposta l'azione d'attacco su Tiel, esce dalla zona buia Tiel in orizzontale per Lazzarotto, Lazzarotto per Michelez, ancora il Sandrigo, fascia sinistra per Tiel, cerca di entrare in area, poi subentra Chicco Rossi, la sfera però schizza lontana, attenzione che Lazzarotto ha la meglio su Torner in velocità, poi la serve a ritroso, Luca Lombardi la riconquista per i suoi, Lombardi per Torner, il missile di Torner è murato, sfera che si impenna, la punizione in favore del Forte dei Marmi, ma prevedibile la conclusione. Dunque vertice bassa alla sinistra di Adrià Català con Chicco Rossi, Rossi vicino a lui c'è Petrocchi, la sfera per Elia, dietro porta, brucia in velocità Michelez, serve Lombardi per Torner, il tiro di Torner, il tentativo di deviazione da parte di Rossi che però è anticipato, poi colpisce l'arbitro, perde sfera e dunque
la pallina è in favore del Forte dei Marmi. Intanto pronto il cambio, fuori Rossi e dentro Gual. Stavo pensando a Miguelez, che è sempre stato un brutto cliente per il Forte dei Marmi, anche quando giocava nel Montebello, che era l'altro straniero, era Nuno Paiva, me lo sono ricordato dai, e anche nel Montebello, che era una squadra che il Forte dei Marmi ha sofferto molto, ha sempre fatto male la squadra rossoblù. Senza ombra di dubbio. Intanto c'è la stecca fuori dall'area di pertinenza del portiere, dunque la punizione dal vertice basso alla destra di Adrià Català, con Lombardi sulla sfera. Adesso è Gual, pronto il cambio, fuori Lombardi e dentro Borgo. Credo che l'abbia fatto uscire per farsi togliere la medaglietta, la collanina, credo. Può essere, è pericoloso. Vedo effettivamente proprio in questo momento la sfera al centro per Gual, che però è anticipato di un soffio. Attenzione che Thiel ne esce bene, fascia sinistra, braccato da Chi Giovanni, in orizzontale per Miguelez. Miguelez ancora per Lazzarotto, da Qui Giovanni all'indietro, Lazzarotto, Thiel, Lazzarotto, e Borgo adesso che va a pressarlo. Lazzarotto, sfera all'indietro da Chi Giovanni per Miguelez, lui in fascia sinistra, siamo ai limiti del 45. Miguelez ancora, la sfera rimane lì, la recupera Torner supera un avversario, ma la conclusione poi sulla ribattuta Borgo, sfortunatissimo. È un'azione che avrebbe meritato ben altro risultato, ma di fatto permane il 2-0 in favore del Sandrigo. Comunque buona occasione, Giulio. Sì, buona occasione, dovrebbe intanto un'altra buona occasione, questa è di Miguelez, il tiro da fuori che Gnata mette fuori del rettangolo di gioco. Dicevo che il Forte dei Marmi deve cercare di imporre il proprio gioco, cioè ha messo in grossa difficoltà negli ultimi minuti il Sandrigo del primo tempo, proprio perché ha spinto molto. È chiaro che c'è da assumersi rischi quando si fa questo tipo di gioco, perché poi ci sono le ripartenze, però c'è stato in un minuto e mezzo una serie di tiri che, se non c'era un grandissimo Català, il Forte dei Marmi avrebbe chiuso il primo tempo con un altro risultato. Ecco, deve imporre il proprio gioco più a lungo, ecco, non lasciare troppo spazio nelle ripartenze agli avversari, cosa che ovviamente si fa presto a dire qui, ma evidentemente il Sandrigo, se gioca come sta giocando, vuol dire che ha dei grossi meriti. Senza ombra di dubbio, e non vorrei precisare, gli uomini nel Sandrigo ci sono, la classifica a mio avviso è anche piuttosto bugiarda rispetto ad altre formazioni che sono davanti al Sandrigo, ma soprattutto c'ha un tecnico che è Banzo, che è un tecnico importante. Adesso è il Luzzi, ha la possibilità di smuovere sfera per Gual, per il Luzzi, per Cinquini, per il Luzzi ancora. A Luzzi cerca un compagno, Gual cerca di fare aprire il varco per il tiro di Borgo, e ancora una volta ci mette una pezza Català. Buona la giocata, meno il risultato per i colori rosso-blu. Sandrigo che con Català si salva ancora, e c'è il time out chiesto da Vanzo, perciò al prossimo fischio avremo il minuto di interruzione, no, spento adesso, perciò preferisce riservarselo a tempi futuri. Thiel in possesso di sfera per Miguelez, tentativo al centro dove c'è però il Luzzi in anticipo sul Lazzarotto, che cambia per Gual, accelerazione di Gual dietro porta per il Luzzi, poi va la conclusione, ci prova il gol, Andrea Borgo di mezzo il vantaggio, il tiro di Luzzi stoppato, poi Borgo la prende, la alza e la schiaccia, e quando mancano 18 e 27
dimezza il risultato gran di gol, vantaggio. gran gol, continuo, io l'ho detto in epoca non sospetti, sono stato sempre un grande estimatore di Borgo e mi è molto dispiaciuto lo scorso anno quando per vari acciacchi non ha quasi mai giocato, ma questo è un talento dell'hockey italiano, non soltanto del Forte dei Marmi. Non era assolutamente facile perché era in mezzo all'area col portiere sdraiato, la cosa più logica sarebbe stato provare a battere lì, invece ha avuto la freddezza di alzare e mettere alle spalle. Gran gol di Borgo propiziato da una conclusione di Luzzi. Tanto attenzione che è Luzzi ancora che soffia a sfera, ma solo momentaneamente, perché poi Thiel rinviene su di lui. Adesso Luzzi va a pressare l'avversario per costringerlo ai 5 secondi. Vediamo quella che è la decisione dell'arbitro. Il fallo dei 5 secondi e il time out. Vanzo, dopo il gol subito, ha richiamato subito il time out, che aveva fatto cenno chiaramente al proprio dirigente che avrebbe fatto più avanti. E dunque il Forte dei Marmi che ne può parlare, grande incursione con il tiro di Luzzi, la spizzata di Borgo parata dal portiere, poi lo stesso Borgo alza e schiaccia e la mette alle spalle del portiere Català. Dunque 2-1 il risultato. Forte dei Marmi che, diciamo così, fra virgolette, torna in partita, semmai ne era uscito, perché insomma sappiamo che 2 reti si ribaltano in pochissimo tempo. E vediamo che non ci sono sostituzioni per quanto riguarda il Forte dei Marmi, in pista con Gnata, Gual, Cinquini, Luzzi e Borgo. Dall'altra parte Poletto, Brendolin, Lazzarotto e Thiel, no, se non vado errato. Dunque Michelez e Dachi Giovanni prendono il primo turno di riposo. La sfera è per il Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che adesso deve capitalizzare il momento di smarrimento, che immagino abbastanza normale ci sia, perché è un gol importante. Intanto Brendolin ha qualcosa da dire all'arbitro. Battuta in questo momento Gualli in possesso di sfera per Cinquini, Cinquini per il Luzzi al centro, la sfera alta, colpisce al volto Poletto, c'è la punizione e il Luzzi che va a chiedere scusa, ovviamente del tutto involontaria la cosa, ma la pallina per sfera alta diventa bianco-celeste, con il Sandrigo che torna in avanti. Gasparotto per Thiel, però l'anticipo, la sfera rimbalza su Thiel, finisce fuori dal rettangolo di gioco. La punizione in favore del Forte Marmi, già battuta Borgo in possesso di sfera in orizzontale per Gual ancora per il Luzzi, Borgo, Gual, Cinquini finta il tiro, ancora per Gual, il Luzzi, per Gual c'è l'anticipo di Borgo sull'avversario, poi Cinquini ci prova ma è un tiro telefonato. Thiel non fa scattare il contropiede, si distende il Sandrigo che torna a manovrare, si difende il GDS Impianti. È una fase, quella difensiva, che è mancata un po' alla squadra rossoblu. Adesso con veemenza Cinquini per Gual, l'anticipo di Gual, poi la sfera all'indietro per Borgo, è sulla parte sbagliata della stecca, non può battere di prima attenzione, mantiene il possesso della pallina Borgo per il Luzzi, da questi a Cinquini per Gual ancora, Borgo nello stretto per Gual, per Cinquini, passaggio di Cinquini per Gual ancora, per il Luzzi che ci prova, la sfera finisce sul retro della porta per l'intervento difensivo, dunque si riprenderà con l'ingaggio. Vertice basso alla destra del portiere Català, Guale, Brendolini, 2 numeri 3. Barbarisi fischia, alla meglio il Forte dei Marmi con il Luzzi che adesso deve uscire dalla morsa difensiva, lo fa appoggiando per Gual, all'indietro per Cinquini per Gual che cerca di andarsene sulla fascia sinistra, il velo, la sfera è ancora per Cinquini,
che fa partire il tiro. In una qualche maniera si difende il Sandrigo, che con Lazzarotto cerca di reimpostare l'azione d'attacco. Cinquini su di lui, la sfera è lunga ma la riconquista il Forte dei Marmi con Cinquini. Cinquini va alla conclusione, smanacciata da Català. Buona l'incursione, niente da fare. Intanto pronti al cancello Luca Lombardi e Enric Torner. Deve asciugare la maschera Català, l'arbitro acconsente. 15:45, è un Forte dei Marmi decisamente più convincente. Sì, senz'altro il gol ha rinfrancato la squadra e soprattutto le consente ora di non doversi buttare a testa bassa, che sarebbe molto pericoloso visto quanto il Sandrigo sa fare male, e quindi poter gestire un po' queste iniziative per completare il recupero senza appunto scoprirsi più di tanto. C'è da stare molto attenti perché il Sandrigo comunque, l'abbiamo visto, è in grado di mettere in difficoltà, e da quello che si vede ormai è chiaro, cioè il Forte dei Marmi deve mantenere il ritmo alto. Anche prima vedevo Gual che faceva segno di girare, no? Cioè va mantenuto il ritmo alto, perché mantenendolo alto il Sandrigo, che ha un po' meno cambi di esperienza, soffrirebbe un po' di più. Intanto Brendolina, attenzione, a tu per tu con Cinquini che lo costringe ad arrivare fino a dietro porta. La fase difensiva buona, è un buon Forte dei Marmi anche da questo punto di vista. Gual in area, ci prova, poi è il Luzzi, ma è ancora Català. La sfera ancora per il rosso-blu. Torner per Cinquini, si schiera a difesa della porta il Sandrigo, deve far girare sfera il rosso-blu, ma buona l'incursione, bravo Català. Ancora Gual per il tentativo, mamma mia, sfortunatissimo Cinquini in questa incursione, ma vale poco la sfortuna. Il Sandrigo si salva e rimposta l'azione d'attacco. E beh, mi sento di dire che il pari non sarebbe demeritato da parte del rosso-blu. Adesso c'è la conclusione che passa al lato, Poletto lo gira indietro per Tielda, questi a Lazzarotto per Brendolin, che poi cicca la conclusione. Serve Gual per Torner, e ancora, e la sfortuna questa volta si accanisce veramente. Il primo gol ha colpito la traversa, è stato respinto dalla schiena di Ignata. Questa volta ha colpito la traversa, tocca il casco, lo rivediamo. Sì, questa qui è incredibile, perché è stata proprio levata, ecco, guardate qui, è levata proprio dalla porta, era già dentro. Ancora una grande parata di Català. Ancora un cambio, l'ingaggio conquistato dal rosso-blu. Il Luzzi, Luca Lombardi, la sfera è per Torner, da questi scusate, il Luzzi per Lombardi, subentrata a Cinquini. Ancora il Luzzi per Torner, Gual, poi la sfera per il Luzzi che riesce a salvare i 5 secondi, la serve a Torner. Ancora Torner, ci prova sul primo palo, niente da fare. Torner ancora per il Luzzi, per Lombardi, il Luzzi ancora per Torner, per il tiro di prima attenzione di Luzzi, niente da fare, sfera che rimane lì. Poi il pattino di Luzzi, dice l'arbitro, la punizione in favore del Sandrigo che torna in avanti, ma ancora una manovra tambureggiante del rosso-blu. È l'unico modo per mettere in difficoltà il Sandrigo, lo si è visto sia nella fine del primo tempo sia adesso, cioè va aggredito così se il Forte Rami vuole arrivare al pareggio, sperando di avere anche, che abbia un po' meno sfortuna, perché effettivamente le due conclusioni, prima di Cinquini e quella di Torner, erano più dentro che fuori, però sono state salvate. Ma insomma del resto è gol quando passa quella linea e nessuna delle due l'ha fatto. C'è adesso l'anticipo buono di Luzzi per Gual, ci prova Gual sotto misura, sfera che rimane nel centro dell'area, la lascia il Luzzi che la gira nuovamente all'indietro per Torner, ma ancora Català sugli scudi. Gual poi gli arriva dalla parte sbagliata, diciamo così, è fuori il Luzzi e dentro l'uomo dell'area di rigore. Ci prova ancora, e ancora la sfera che rimane lì. Gual ha un soffio e poi Torner, niente da fare, sfera liberata per Brendolin che si ferma, si schiera in fase difensiva. È entrato Chicco Rossi che è là in mezzo all'area di rigore.
trova il suo habitat naturale. Attenzione che la sfera difesa molto bene, Torner, Lombardi supera l'avversario, arriva al limite dell'area, la lotta e se la porta via, poi la gira nuovamente per Torner, da questi a Gual per Lombardi, l'appoggio è per Torner, anticipato però, Gual riesce a fargli pervenire ancora sfera, Gual al centro per Lombardi, defilato, ci prova comunque, sfera alta, la punizione è in favore del Sandrigo e Vanzo chiama subito il time out perché veramente avrà di che spiegare cose ai suoi giocatori, visto che in questa prima parte del secondo tempo il Forte dei Marmi veramente sta mettendo tutta l'energia possibile e anche una buona dose di sfortuna. Sì, senz'altro, anche se c'è il rammarico per la prima parte del primo tempo giocata un po' troppo in maniera un po' troppo distratta per quanto riguarda il Forte dei Marmi, sia in avanti sia anche in difesa, perché insomma delle due reti una almeno era evitabile. Adesso la squadra di Molina sta cercando veramente il pareggio con una intensità che non aveva avuto se non negli ultimi minuti del primo tempo, e i risultati si vedono, nel senso che la rete non è arrivata ma continua a costruire palle gol, e vedremo, perché Català, certo, l'abbiamo detto prima di iniziare, che è un grande portiere, se ce n'era bisogno lo stiamo vedendo ancora. Intanto nuovo cambio, fuori Gual che veramente ha dato assist e occasioni importanti, dentro Petrocchi, dunque il giovanissimo si cerca di sfruttare la velocità del ragazzo. Vediamo intanto Barbarisi che ferma gioco, bisogna asciugare la pista, è caduta una borraccia davanti alla panchina dei biancocelesti. Guevara l'ha detto all'ingresso in pista. Dunque 11:58 alla fine della gara, 2-1 il risultato in favore del Sandrigo che nel primo tempo ha strameritato il doppio vantaggio. Adesso io credo che il Forte dei Marmi meriterebbe quantomeno il pari. Tanto si riprende a giocare con la sfera per Michelez, è rientrato in pista, su di lui va Torner, gli porta via sfera, poi deve impostare l'azione d'attacco, lo fa su Luca Lombardi per Petrocchi, in orizzontale per Torner, sfera all'indietro per Petrocchi, ancora per Lombardi, Petrocchi, fascia destra, supera di slancio l'avversario, la piazza! Català ancora ci mette il guantone, la pallina è però riconquistata dal Forte dei Marmi, Torner, il miss di Torner ancora, poi uno scontro fra Català e Chicco Rossi, colpito dalla stecca se non vado errato di Català, rivediamo Torner, il missile, poi c'è la stecca di Català che è sdraiata a onestamente terra. Non poteva vedere perché era dietro di lui, assolutamente involontario, visto che è stata una settimana in cui delle stecche dei portieri se ne è parlato parecchio. Fin troppo e purtroppo mi sento di dire, ne abbiamo parlato noi ma non chi di dovere, perché insomma vabbè, non entriamo in questo tipo di polemiche. Intanto si rialza Chicco Rossi, la sfera è comunque per il Sandrigo se non vado errato, per la stecca e la sfera alta c'è la punizione per il Sandrigo. 11:16 alla fine, 2-1 per il Sandrigo, la doppietta di Michelez nel secondo tempo. Nel primo tempo risponde Borgo, nel secondo dimezzando il risultato, il passivo. Tutto pronto, battuta in questo momento, Tiel, l'appoggio per Dagui Giovanni, Poletto e Michelez in pista, Tiel ancora, Dagui Giovanni,
Poletto in orizzontale, Thiel, Miguelez, il più arretrato, ancora per Thiel. Miguelez cerca l'incursione in profondità, attenzione che, mamma mia, un'azione importantissima, consente a Thiel di trovarsi a tu per tu con Riccardo Ognata. La rivediamo, veramente liberato molto bene, bruciato in velocità Henrik Torner. Thiel fa 3-1 per i suoi e mi sento di dire che questo gol è strameritato, veramente al 15esimo, 14:20 per l'esattezza. Grande azione, grandissima azione. Sì, veramente sono stati molto bravi, hanno passato il momento più difficile, hanno assorbito, diciamo, la sfuriata del Forte dei Marmi, e alla prima occasione, come dicevamo prima, intanto c'è un fallo, qui c'è il blu. Sì, io ho perso anche la penna, il signor Mauro, e espulsione di fallo da dietro, dovremmo rivederlo, eccolo qua. Lo rivediamo adesso, l'aggancio, dunque il blu a Thiel, la punizione di prima affidata a Torner. No, entra Borgo apposta quando sono passati 5 secondi dal gol. Sarebbe molto importante riuscire a dimezzare subito per il Forte dei Marmi il doppio svantaggio che ha rimediato. Senza ombra di dubbio Borgo contro Català, vediamo quello che sarà la giocata di Andrea Borgo. È molto bravo, ma non è da meno, ovviamente Català, lo sappiamo, Coppa Italia, scudetti, insomma un portiere importante. Parte Borgo, porta sfera e poi non riesce a ipnotizzare, non solo, ma vediamo che l'arbitro si era mosso prima, sì, infatti si era mosso nettamente prima. Sì, era fuori anche del rettangolo. Ora lo rivediamo, eccolo qui. Sì, senza ombra di dubbio si è mosso in netto anticipo e dunque Borgo ha la possibilità di ripetere il richiamo ufficiale. Ancora Borgo contro Català, vediamo quello che sarà l'idea di Borgo questa volta. Tutto pronto, parte Borgo, il tiro passa al lato, la sfera rimane lì, Borgo la recupera e poi è entrata, mia. No. Adesso c'è la superiorità per il rosso-blu e va sfruttata quanto prima. Veramente sfortunatissimo il tiro, ancora la pallina per il Forte dei Marmi, per Borgo, per Gual, ancora Torner, Gual, Torner, per Gual che ci prova di prima attenzione, para il portiere, la recupera il Sandrigo che poi la tira in avanti, va a riprendersela Torner e rimposta l'azione d'attacco. Il tiro diretto di Borgo era stato parato, poi sfortunatissimo sulla ribattuta. Adesso la superiorità numerica con Gual per Torner, per Gual ancora il tentativo del centro, ma è toccato quanto basta da Miguelez per riconquistare sfera. Va Borgo a prendersela, poi c'è la stecca di Adrià Català e c'è il time out chiesto a Roger Molina, che credo che verrà non solo ma a discuterci sopra. Rivediamo l'azione di poc'anzi. Borgo prende il palo pieno. Sì, palo. Quante volte la pallina che colpisce il palo in quella maniera torna fuori non lo sappiamo, questa volta sì. Ancora sfortunato il giovane attaccante rossoblu. Vediamo che intanto è entrato Cinquini per Torner, no scusate, per Gual. Dunque il Forte dei Marmi attacca questi rimanenti 41 secondi di superiorità con Cinquini, Torner, Gual e no, è uscito Borgo e gli ha fatto spazio a Cinquini, Gual e Chicco Rossi. Ancora una manciata di secondi prima della ripresa del gioco.
parlano Cinquini e Rossi. 9-16 alla fine, 3-1 il risultato in favore del Sandrigo, che alle due reti di Michelez aveva risposto Borgo al sesto, Mattiel al 14esimo, ha riportato a +2 la formazione bianco-celeste. Torner per Gual per Torner, il missile passa al lato, la sfera è però riconquistata da Lazzarotto che la fa correre veloce, poi finisce fuori sull'intervento di Cinquini. La punizione in favore del Sandrigo. Si prepara intanto, se non vado errato, Brendolin all'ingresso in pista. Sono 27 secondi. Chiesta la distanza, il signor Barbarisi la fa rispettare da tutti. Battuta, la sfera è però riconquistata dal Forte dei Marmi con Cinquini che la gira su Enric Torner. Torner per Gual, per Torner ancora, per Cinquini, il tiro! Elia Cinquini! Quando si cambia da una sponda all'altra in superiorità, difficilmente il portiere ha il tempo. Cinquini porta nuovamente a -1 il Forte dei Marmi, ancora 8:47 da giocare, una gara intera, e adesso bisogna fare molta attenzione alla fase difensiva e soprattutto andare a trovare la rete del pari per ripartire con una nuova gara. Intanto la sfera è recuperata dopo un tentativo velleitario di Brendolin. Cinquini per Torner, Torner per Gual, percussione di Gual, attaccato, resiste alla carica, mantiene il possesso di sfera, serve Torner. Torner ancora per il tentativo di Cinquini, sfera che si impenna altissima, l'arbitro dice che non c'è fallo, siamo all'angolo. Brendolin e Gual, i due numero 3 a confronto. Poi in una qualche maniera la sfera recuperata dal Forte dei Marmi che ci prova subito. Cinquini che ha ancora la pallina giusta ma spalle alla porta. Corre veloce la sfera, attenzione Lazzarotto al centro, questa volta Torner è provvidenziale in fase difensiva. Rilancia per Gual, si ferma, aspetta il piazzamento, Gual per Cinquini ancora. Da questi a Torner. Torner per Cinquini. È ancora difficilissima. Abbiamo visto dopo il time out comunque che il Sandrigo è tornato a pressare un attimino, a difendere un po' più alto, probabilmente non voleva Vanzo che rimanessero schiacciati. Adesso è Gual che ha la possibilità del tiro ma passa al lato. Ancora Chicco Rossi, Chicco per Torner, all'indietro per Cinquini, missile che passa al lato, si ferma sul retro della porta. Si riprenderà con i 45 secondi azzerati e l'ingaggio. Rettificata la posizione, intanto dentro Luca Lombardi, fuori Enric Torner, turno di riposo per il rush finale al nostro Enric. I due numero 3 ancora a confronto, Gual e Brendolin. La sfera in una qualche maniera è conquistata da Brendolin che può distendersi per il Sandrigo, poi si ferma. Brendolin all'indietro, Michelez ancora per Lazzarotto, tentativo d'anticipo di Cinquini, poi si intromette Luca Lombardi, porta via sfera, la rilancia per Chicco Rossi. Schierato il Sandrigo, manovra il Forte dei Marmi. Lombardi in possesso di pallina, fascia destra per lui. Da questi a Cinquini, non c'è il varco per la martellata, dunque ancora a manovrare. Gual in possesso di sfera, Cinquini per Lombardi, poi sfera all'indietro per Cinquini ancora, tentativo infiltrante di Cinquini, la sfera è ancora per il Forte dei Marmi. Il varco per Cinquini, la posizione è giusta, il tiro un po' meno. L'intervento difensivo di Chi Giovanni provvidenziale per i suoi, se ne va, fa tutto da solo, poi
Cinquini a portare via sfera, intanto fuori Rossi e dentro il Luzzi, nuova cilandola di Cambi, sfera all'indietro, Cinquini per il Luzzi, l'accelerazione di Luzzi, mantiene sfera, l'appoggio è per Gual, da Gual il Luzzi ancora, il Luzzi cerca un filtrante, trova Lombardi, supera l'avversario, la mette al centro, si distende Català e con lui anche il Sandrigo per la sfera recuperata dai Luzzi, si difende però il Sandrigo, dunque tutto da rifare, la martellata questa volta è fermata da un avversario, è Brendolin in possesso di sfera, attenzione al campo aperto, Brendolin, ancora lui, 4,59 Michelez per il rientrato Thiel, Lazzarotto, Michelez ancora, la sfera è per Brendolin, attaccato, mantiene il possesso, cerca e trova Lazzarotto, da questi a Thiel, Thiel ancora si ferma, sfera all'indietro, ovviamente ogni secondo che passa è un secondo guadagnato per il Sandrigo, intanto fuori Gual, dentro Torner, Luca Lombardi supera ma è costretto ad allargarsi l'avversario, poi arriva in area di rigore, si gira, poi al momento del tiro c'è però l'anticipo in seconda battuta di un avversario, adesso è Michelez, su di lui c'è Torner, sfera lunga per Thiel, ancora per Michelez, intanto si assottiglia il tempo, pallina all'indietro, Thiel cerca e trova Lazzarotto, attaccato da Lombardi, Lazzarotto arriva fin dietro la porta di Riccardo Gnata prima di scaricare le pressi di Català, Michelez, tanto Vanzo fa cenno al solito di girare, sfera, adesso c'è il fallo di Torner, dice l'arbitro, sicuramente accentuata da Lazzarotto, fatto c'è il blu a Torner e la punizione di prima, adesso ci può solo salvare San Riccardo Gnata. Sì, è un momento, ma sono quelle partite che nascono male, anche se poi la squadra effettivamente avrebbe anche potuto rimetterla in sesto, però non è stata premiata dalla fortuna. Ecco, diciamo che nel primo tempo lo svantaggio se l'è meritato il Forterammi, nel secondo il pareggio se lo sarebbe meritato, ma non ce l'ha fatta, e ora chiaramente il Sandrigo ha una grossa occasione per chiudere definitivamente o quasi i conti, perché manca piuttosto poco alla fine, e ho visto che negli ultimi minuti sta gestendo veramente molto bene la pallina la squadra di Vanzo, quindi è un momento molto difficile, perché poi dovendo rimontare un gol il Forterammi nella migliore delle ipotesi si troverà con 2 minuti cercare di rimontare con l'uomo in meno, che non è proprio la cosa più facile di questo mondo. Senza ombra di dubbio, vediamo chi è che si incaricherà, immagino Brendolin, il bomber della squadra, è infatti lui. Brendolin contro Riccardo Gnata. Dunque si posiziona tutto il pacchetto. Riccardo Gnata deve prendere posizione, si prende ancora qualche secondo. Brendolin che ha qualcosa da dire all'arbitro, che l'aveva richiamata ad avvicinarsi. Il signor io ho visto anche espellere per chiamare l'arbitro, così comunque anche secondo me c'erano Mario tutti. Del Carlo per esempio. Vabbè, qui eravamo a un altro livello a mio avviso. Tutto pronto per la battuta, Brendolin contro Riccardo Gnata, il tiro risponde Gnata che poi la spara in tribuna, salva i suoi. Parata di Gnata, ma mi sento di dire tirato molto male, insomma, gliel'ha tirata praticamente addosso. E adesso inferiorità numerica
c'è da soffrire. Inferiorità numerica che il Forte Armi affronta con il Luzzi, Borgo e Lombardi, a dimostrazione che il Forte Armi va a cacciare la pallina per tentare di rimontare. Attenzione, Lazzarotto, sfera all'indietro per Michelez, altissimo il Forte dei Marmi, che ovviamente ha ben poco da perdere, deve cercare di cacciare la sfera. Intanto siamo ai limiti dei 45 secondi. La parata, attenzione, Thiel, l'Arse schiaccia ancora Riccardo Gnata che ci mette una pezza, poi la pallina all'angolo, c'è il fallo a carico del Forte dei Marmi. Sale a quota 4 e c'è il richiamo ufficiale a Vanzo che si era lamentato nei confronti dell'arbitro. 2:41. Il Forte dei Marmi, se non ha ancora 1 minuto e 10 di inferiorità numerica, vorrebbe dire giocare 1 minuto e 50 a pari uomini. 3-2 risultato in favore del Sandrigo. Abbiamo visto che ha messo 2 dei ragazzi più giovani e più veloci in pista, Molina, proprio per cercare di recuperare sto risultato. Intanto la pallina è però ancora per il tentativo di Michelez, questa volta Riccardo Gnata gli dice di no, poi la sfera schizza lontana, ma è Dachi Giovanni il più veloce. Attenzione, Thiel ancora all'indietro, Dachi Giovanni, per Thiel, Dachi Giovanni cerca il filtrante al centro, succede un po' di tutto, Lombardi la porta via fra 2 avversari, poi rinviene su di lui e dunque niente di fatto. A caccia della pallina il Forte dei Marmi nonostante l'inferiorità numerica. C'è il fallo di Dachi Giovanni su Luca Lombardi, la sfera è per i rossoblu che hanno 28 secondi di inferiorità. Luca Lombardi in possesso di sfera, il tiro di Lombardi intercettato. La pallina, attenzione, è per i bianco-celesti che ricordo sono ancora in superiorità numerica. Si prepara intanto al suo ingresso Cinquini. Ancora il gol in superiorità di Thiel. E adesso o suicidio collettivo o il Sandrigo se la porta via. 4-2 per il Sandrigo a un primo e 40. Mi sento anche di dire che poco ha rubato, proprio nulla, insomma ha fatto un primo tempo esemplare. Il Forte dei Marmi ha avuto delle folate offensive spaventose ma non è riuscito a concretizzare. Proprio così, le folate però non hanno dato continuità, diciamo così, no? Nell'arco della partita. Comunque 1:35, vediamo se riuscirà almeno ad accorciare il risultato. Abbiamo visto questo ed altro nel corso della nostra carriera di cronisti. È Cinquini per il tentativo di Luzzi che però è anticipato. Cinquini mantiene il possesso, 2 su di lui, serve Lombardi, il missile di Lombardi fa la barba alla traversa, sfera alta, la sfera è per i giocatori del Sandrigo. 1:07, perciò lasceranno pochissimi secondi al Forte dei Marmi. Thiel la spara lontana, tanto dentro Chicco Rossi e fuori Luzzi, Borgo al centro, ma c'è il fallo in attacco di Lombardi. 48 secondi. Se se la gioca bene Vanzo se la porta a casa. Sì, anche perché poi ha dimostrato di sapersela giocare bene, anche prima dell'ultima rete, prima del tiro e dell'inferiorità numerica del Forte dei Marmi. Comunque a parità numerica il Sandrigo stava gestendo bene la pallina, senza andare a voler esagerare con i contropiedi, ma la gestiva bene, quindi il tempo è veramente poco. Senza ombra di dubbio Cinquini per Lombardi,
spintonato, l'arbitro dice che c'è il fallo di squadra, la punizione in favore del Forte dei Marmi a 37 secondi dalla fine. Intanto esce il portiere Riccardo Gnata, entra Marc Gual, c'è da asciugare la pista, lo accenno l'arbitro, perciò quinto uomo di movimento con 2 reti da recuperare, le prova tutte Roger Molina. Adesso vediamo che fuori Lombardi e dentro il Luzzi. Si prova con la massima esperienza. Esatto, l'esperienza in pista per questi ultimi 37 secondi e 50, con la punizione in favore del Forte dei Marmi. Torner, Gual, Cinquini per il Luzzi, il tiro, fa la barba alla traversa ancora per Cinquini, per Gual, per Torner, Cinquini, la martellata, tentativo di spizzata, niente da fare, ancora 20 secondi, Torner per Cinquini, per il Luzzi, Cinquini, il tiro di Cinquini, la sfera è recuperata ancora per il tentativo al centro di Gual, niente da fare, 5 secondi alla fine, la prende da Chi Giovanni e poi non riesce a chiuderla sul 5-2, non porta a casa una gara che sembrava sulla carta importante, ma l'avevamo detto dall'inizio, Giulio, che se andava, era una di quelle partite che andava indirizzata. Il Forte dei Marmi non ci è riuscito, anzi ha subito un 1-2 iniziale e questo è il risultato. Sì, in effetti, vabbè, chiaro che l'ho già detto prima, no? Quando si deve giocare sistematicamente senza i 2 attaccanti più esperti, è chiaro che qualche volta va bene, qualche volta va male. Quello che sicuramente però deve rammaricare il Forte dei Marmi è di aver giocato una prima parte abbondante del primo tempo sottotono decisamente, perché poi dopo la squadra, quando, come hai detto te, a folate è riuscita a metterla sotto, l'avversario ce l'ha fatta a metterla sotto effettivamente, non a segnare perché poi c'è stato sfortunato. Però è vero che il Forte dei Marmi avrebbe meritato qualcosa di più, ma onestamente il Sandrigo merita questi 3 punti perché ha fatto la sua partita, considerando poi che al di là dell'assenza del Forte dei Marmi, il Forte dei Marmi è una squadra di altra levatura rispetto alla formazione veneta. Continua a dire che Michelez è un giocatore che il Forte dei Marmi, se non se lo trova davanti, sta meglio. Grande giocatore che ha fatto poi il break decisivo nel primo tempo. Grazie e buona serata. Senza ombra di dubbio, e ovviamente questo va a complicare la corsa del Forte dei Marmi, che era arrivata alla 4ª posizione in classifica. Adesso vedremo poi a fine risultati quelli che saranno, ma intanto vediamo che scorrono le immagini del secondo tempo. Dunque Sandrigo che si aggiudica questa gara importantissima, la indirizza bene a metà del primo tempo con la doppietta di Michelez. Poi il Forte dei Marmi deve anche recriminare su un rigore e un tiro diretto parato. Dunque qualcosa c'è, ma di fatto il Sandrigo porta a casa 3 meritati punti, perché dopo il vantaggio, anche quando ha subito il dimezzamento, non si è scomposto, anzi è ripassato a +2. Il Forte dei Marmi poi è riuscito ad accorciare ancora, ma una gestione che è tipica delle squadre di Vanzo, e dunque finisce 4-2 per il Sandrigo, che si mantiene bestia nera del Forte dei Marmi. Dal paraocchio di Forte dei Marmi è tutto, molto da rivedere e soprattutto ci auguriamo, ovviamente senza niente togliere, intanto vediamo il risultato: il Trissino che doma il Vercelli per 8-3, il Lodi che sta vincendo 4-2 sul Grosseto, il Bassano vincente sul Montebello per 2-0, ha già vinto, perciò mantiene il secondo posto in classifica. Sarzana 5-3 sul Montecchio, il Valdagno ferma il Follonica sul 6-2 e il Monza al momento finale, Monza finale 5-1 sul Centro Giovani Calciatori Viareggio. Era una sfida importante per la parte bassa della classifica. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, un grazie all'amico Giulio Arnolieri, che ritroveremo a breve per commentare ancora la squadra del GDS Impianti Hockey Forte dei Marmi.
lo lascia il suo pezzo per la nazione, potete leggerlo domani sulla cronaca sportiva della Versilia. Un grazie al re dei bottoni Simone Polacci per la regia e a Giuseppe Nardini, l'occhio vigile della telecamera rossoblu. Qua da parte di Provincia del Corriere è tutto, la linea va a voi.